siamo noi avanti da Sarrai, per esempio c'è ragione. Sarrai, quando mi arrestano 5 mesi fa, adesso 18 di agosto io stavo arrestato. Sarrai subito ha sparato, servizio subito servizio, arrestato Don Meloni, indipendentista, questo e questo. Poi, che è su 18 ugualmente, che ci sono le elezioni, sì? E tengo sul diritto, poi adesso sono responsabile del merito in domo nostra, c'è per condicio, per cui mi devo ascoltare per forza, mi devo interessare per forza, ebbene, se è un'altra Sarrai, se è un trava Sarrai, noi veniamo lo stesso, gli abbiamo mandato 2 email, che ci questa conferenza stampa, ma non dipende manco un giornalista di Sarrai, osato mi deve spiegare. Questo non è giusto che usato o meno subbonamente a Sarrai non lo deve assolutamente pagare, e la prima cosa deve fare, non rispetta il nostro diritto, non rispetta le leggi del Stato che noi rappresentano, non rispetta nulla, per cui deve usare noi per prima di tutto questa cosa, e secondo noi ai Sadros cadocca a essi e diventai finalmente dopo migliaia di anni merisi in domo nostra. Ma non paghi la RAI per evadere il fisco o come disobbedienza civile? No, cos'è una disobbedienza civile? E poi voi dovete pagare Sarrai quando non mi piace da me Sarrai. Scusa, c'è o non c'è questa libertà di castiare e cose di cultura? Sarrai è nostro, indipendentista, non era mai vero. Certi quando fanno cose a mappa, che si vogliono i luci in legge, questo sono di questioni. Sai correte subito, no? Quando fanno cose belle, se non hai Sadro, che devi votare merito in nome nostro, isso non ci fanno, a mancanta. Scusa, con quale logica domandano un servizio o un pagamento a una cosa che è contro di noi? E adesso come ti dico che mi devo impiccare, anda che su, anche bene ti savui, pico vago di olasia, mi pico savui, quando sono olasia mi impiccare assim. Non penso proprio, no, che sia una cosa logica. Penso che lo dobbiamo fare, non voglio poi impiccare isso, se no a noi. Subito. State presentando anche le liste? Aspetta, certo, io sono candidato capogruppo per le liste alla Camera. Capogruppo Presidente della Repubblica, del Consiglio? Certo, in un certo senso, il primo prende quel ruolo. Ma del governo italiano? Ma no, ma siccome c'è un problema che te lo spiego, allora io sono interdetto, lo Stato italiano a me mi ha interdetto per tutto il suo tempo, per tutta la sua vita. Immaginate se questo Stato, se ascoltate, uno fa di 10 omicidi, di 10 ergastoli, fa 30 anni di galera e poi tu liberata. Deo, come lo so, va tutto in noi anni, 3 mesi di ragioni, mi indivoglio un coso che la stessa Costituzione italiana non che andiamo a indivogliare né diritto politico né sul pensamento di essere libero di pensare su chi in senso religioso, politico e invece a me Don Meloni mi ha fatto interdizione perpetua, canto vivo io non posso fare politica a Sardegna. Immaginate sì, e ti ha avuto punti questa gente, canto mi dimenti su cosa, e vuoi di morire chi niente, no? Ma sa se te vedevo il nostro, Deo, Pigu, e ci voto se Sardegna si indipendenza. Per cui quando sta Sardegna è riportata più a arrivare a Marola si indipendenza, se mi candido, ma che consigliere comunale di stabilire per spiccare tutta sta Sardegna. Poi te sei un libro e mi lo puoi fare. Continuando di aspettare Deo. Sarebbe